voi genitori e a te Maria vi affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù che fece dire i sordi e parlare ai muti ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Dio Onnipotente fa che celebrando la solennità del tuo primo martire Stefano siamo protetti dai suoi meriti e aiutati dalle sue preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gioia ci scambiamo il dono della pace. Questa offerta del tuo popolo, Padre, sia gradita per l'intercessione del diacono Santo Stefano, suo primo martire, fa che la Chiesa illuminata dal suo esempio sia sempre soccorsa dal suo aiuto, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno, che leggesti il diacono Stefano ad annunciare il Vangelo. Egli per primo versò il suo sangue a testimonianza del Signore e meritò di vedere nei cieli aperti il Salvatore risorto alla tua destra. Morendo ripeteva le parole del Maestro sulla croce e le confermava con il proprio sangue. Dal Calvario Gesù aveva gettato il seme del perdono e Stefano, il suo vero discepolo, per chi lo lapidava, innalzava la sua preghiera. Insieme con questo perfetto imitatore di Cristo, di cui oggi celebriamo la gloriosa memoria, esultando con gli angeli e col
santi e le diamo a te, o Madre, Figlio di dote. Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, si lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mesa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto di sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, a Sant'Ambrogio, a San Domenico, San Martino, San Magno, Santo Stefano e a tutti i santi, insieme con il nostro Papa Francesco,
nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. E per il nostro fratello Diego, che oggi hai generato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore e la lode e la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Parole infine ci rivolgiamo a Dio per chiedere quel pane che rende piena la nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedia a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che scoppia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria di Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
essendo nell'ottava di Natale, possiamo ancora augurarci un buon Natale, un buon anno santo sicuramente, che l'altro ieri è cominciato, e vi invito come uscire a mettere in forma tutti o comunque a guardare gli avvisi cordiali delle messe che in questi giorni sono con le variazioni di forma, c'è scritto tutto quanto. Preghiamo. O Dio, che nella festa di Santo Stefano prolunghi la gioia del Natale, conferma in noi l'opera della tua misericordia e trasforma la nostra vita in perenne rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Nel giorno del battesimo c'è una benedizione particolare alla fine, la prima per la mamma, poi per il papà e poi per tutti quanti i fedeli. Accogliamo allora questa benedizione del Signore perché renda ciascuno di noi segno vivo della sua presenza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica la mamma qui presente, e come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con il suo Figlio viva sempre il rendimento di grazie in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà di questo bambino, insieme con la sua sposa, sia per il Figlio, l'unico testimone della fede, una parola e esempio in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che ci ha fatto